partita nel frattempo è iniziata per il calcio italiano. C'è Sinatra che sta movimentando il suo primo pallone, il passaggio all'indietro per Raimondi, c'è subito un tentativo di Rizzo di intercettare la sfera, poi Rapisarda, il pallone scodellato al centro dell'area di rigore, esce fuori il malese Sidibe con la sfera che ritorna nuovamente al numero 5, Rapisarda, pallone messo al centro, De Luca per un attimo non ci arriva, ma ovviamente i primi applausi per il primo tiro ad incrociare del Catania. Rapisarda non ha avuto modo di spingersi fino ad oltre la tre quarti, ha preferito invece sostare in una zona di intercampo proprio per tagliare una diagonale velenosissimo. De Luca non ci è arrivato per un soffio. Sì, per un tempo di gioco, ma sicuramente apprezzabile il cross dalla tre quarti di Rapisarda, molto teso, quindi insidiosissimo. Rinvio lungo e adesso arriva primo tocco da parte di Somma, in avanti cerca lo sfondamento centrale Chris Gueye, controllato comunque da Beters. Lorenzini adesso, dopo che Francesco Lodi è andato praticamente a ripiegare sulla linea dei difensori, si parte con Vitale, poi adesso Somma avanza palla al piede per Francesco Lodi, non si capisce con Rapisarda, era praticamente andato a memoria il capitano della formazione rossazzurra, rifiata per un attimo il Canicati, tedesco l'ha rimessa con le mani. Siamo giunti al primo minuto e 40 secondi, controllo del franco-senegalese, poi all'indietro per Sinatra che praticamente è il regista, il metronomo lì in mezzo al campo di questa formazione. Sì, intanto confermato il 3-5-2 di Orazio Pitatella, e bisogna stare molto attenti alla fisicità di Guaye, che l'anno scorso ho visto giocare più volte col Troina, attaccante molto forte fisicamente, 1,95 m, insidiosissimo quindi nelle palle aeree, ma soprattutto dotato anche di un'ottima tecnica. Lorenzini, poi Chiarella, pallone al centro, chiuso comunque lo specchio di girata per quanto riguardava la possibilità di Sarao di potersi girare. Adesso cerchio di centrocampo con Rizzo, sbaglia l'appoggio, Rizzo ne può approfittare il Canicati, subito la partenza sul fronte offensivo di sinistra di Davide Gueye, pallone messo al centro, poi in area di rigore dopo il tocco di Sidibe arriva comunque l'intervento di Beters. Intanto il disegno tattico della partita è abbastanza chiaro, il Canicati che aspetta nella propria metà campo il Catania, quindi lo lascia giocare da dietro e poi fa molta densità in mezzo al campo per ripartire velocemente, soprattutto con il fratello di Guaye. Poco fa ha fatto un'ottima accelerazione, è servito in profondità l'altro ragazzo di colore che si è inserito molto bene sulla faccia sinistra. Due errori di impostazione, ma adesso attenzione, proprio Gueye Sidibe comunque poco fa da Somma, il pallone che oltrepassa dopo il tocco del numero 4 della formazione rossazzurra la linea di fondo, si riprende quindi a giocare con un calcio d'angolo, il primo di questa partita. Siamo giunti al terzo minuto nel corso di questo primo tempo, due errori dicevamo in fase di impostazione a centrocampo, il primo per Lodi, per Rapisarda, il secondo per Rizzo, hanno dato la possibilità comunque al Canicati di farsi luce sulla tre quarti offensiva e adesso batte il primo calcio d'angolo, potrebbe girare Tedesco col sinistro, così è difatti dopo il tocco corto lo schema direttamente tra le braccia di Beters, nessun problema. Ovviamente attenzione ai contrasti aerei, mentre c'è un fallo l'arbitro interrompe il gioco, primo cartellino giallo se lo merita Sinatra, che l'ha andato senza fare sconti all'indirizzo di De Luca, che aveva praticamente tagliato, si era spostato dal versante di centro sinistra a quello di praticamente interno destro, era diventato in quella circostanza pronto a partire proprio perché sull'incrocio poteva muoversi Sarao, uno schema ovviamente su ripartenze. Sì, perché il Catania marca zona nei calci d'angolo contro e nella ripartenza è stato molto bravo a sfruttare le non coperture dei giocatori del Canicati che hanno lasciato campo libero a De Luca. È stato bravo a spendere bene questa ammonizione Sinatra. Nel frattempo controlliamo pure cosa succede a Sant'Agata contro il Locri. La partita è iniziata 3 minuti prima, siamo intorno all'8° minuto, mentre attenzione con Chiarella, la possibilità di mettere un pallone al centro. Sinatra ancora una volta va a chiudere, buona l'accelerazione di Chiarella, siamo già abituati comunque
a quello che per quanto mi riguarda è una delle migliori scoperte di questo campionato per quanto riguarda la formazione rossa-azzurra. Ovviamente conferme importanti per tanti giocatori che conoscevamo, ma Chiarella alla lunga ha dimostrato uno dei giocatori più utili, mentre attenzione c'è Lodi, la finta di corpo, il destro e poi con il sinistro, ci prova di testa Somma a mettere il pallone all'incrocio dei pali, la sfera invece si perde un metro alto. Guardate, movimento di Lodi con il sinistro, poi la battuta con il destro, si alza più in alto di tutti il numero 4 della formazione rossa-azzurra, ma il corpo sbilanciato all'indietro, il pallone si perde alto sulla traversa. Immagini anche dietro la porta difesa da Scuffia, che adesso rimette nuovamente il pallone in gioco. Francesco Lodi, movimento con Rapisarda, ancora tifosi del Catania che continuano ad assiepare praticamente ogni spazio utile della tribuna dello stadio Marco Tomaselli. Pallone che gravita a centrocampo, De Luca lo va a raccogliere sulla linea degli interni, poi Rizzo all'indietro, la giocata per Francesco Lodi che si sposta 10 metri indietro rispetto al punto di partenza, poi di prima intenzione Rizzo all'interno dell'area di rigore, è provato la girata a mettere in controtempo Scuffia, ma applausi per il Catania perché con Sarao è andato davvero vicinissimo al gol. Guardate il movimento di Sarao che prova ad alzare il pallone, ci arriva con la punta delle dita Scuffia. È stata una bellissima verticalizzazione di Rizzo, sì. Forse Sarao faceva meglio a proteggere un po' più la palla, a prendere posizione e calciare col destro. Tentato si è fatto ingolosire dalla possibilità di fare il gran gol. Lodi batte il calcio d'angolo, stavolta lo sbaglia, commette un fallo tattico, evita Rizzo il cartellino giallo. Attenzione perché parte Tedesco, tutto il campo a sua disposizione, attenzione perché il Canicattì può battere la rete con Gueye, la copertura su di lui miracolosa per una diagonale difensiva che è stata impeccabile. Questo è il calcio vero, dove uomini veri dopo un errore rimediano subito, ed è stato Rizzo a farsi 50 metri di campo e a recuperare da ultimo uomo sul giocatore avversario lanciato ormai nell'1 contro 1 contro Betters. E abbiamo commesso 3 errori in una partita dove evidentemente la tensione la fanno sovrana, perché 3 errori tutto sommato strani per quanto riguarda gli autori, tra i più importanti del nucleo di centrocampo del Catania. Uno l'ha commesso Rizzo, 2 ne ha commessi Lodi anche sugli sviluppi del calcio d'angolo. Ricordiamo che Lodi è stato sicuramente il capitano non soltanto di fascia in pectore, ma anche capitano morale di questa squadra, che adesso si fanno sentire giustamente i tifosi del Catania. Mamma mia, che palla girata, si era praticamente visto lontano dai legni Betters, pallone che praticamente Di Mercurio, ex Mazzara e Melfi, ha provato a mettere. Sarebbe stato un gran gol il suo se il pallone si fosse abbassato 40 centimetri. Rischiato ancora una volta il Catania all'8° minuto. Vedi Angelo come si tira indietro il Canicattì, ha fatto scuola un po' domenica scorsa il Cittanova, che si è messo lì dietro, ha aspettato il Catania e ripartiva, e il Canicattì sta facendo lo stesso tipo di partita. Vitale recupera ad un errore, poi mette in movimento De Luca, il movimento sul lato corto dell'area di rigore, esce fuori comunque Raimondi, poi c'è uno scontro, Francesco Lodi, l'arbitro comunque lascia correre Rapisarda per Rizzo. Lodi si è andato a collocare 10 metri avanti rispetto al compagno di squadra con la maglia numero 18, e adesso il pallone che spiova all'interno del rigore, ancora una volta Raimondi spazza tutta quanta l'area. Lorenzini con calma per Rizzo, da Rizzo servizio per Somma, e adesso ritorniamo nuovamente con Chiarella, tra 2 avversari Chiarella li salta entrambi, poi mette un pallone per Somma, indicazioni che aggiungono dalla panchina di Giovanni Ferraro all'indirizzo del difensore con la maglia numero 4, suggerito il passaggio per Betters, così è stato fatto e da lì si riprende nuovamente a giocare.
una partita equilibrata con una Catania che evidentemente ha voglia di chiudere il match e la gara, e probabilmente tutto questo accelera un po' i tempi e anche l'emotività. Chissà come la vive Marco Carli da bordo campo. La vivo seguendo adesso intanto questa occasione per il Catania con il pallone che esce. Ti posso dire come la vivono i due allenatori in questo momento, con molta serenità, sia Ferraro che attenzione, Pilatella. scusami Marco, perché ancora una volta David Gueye mette una pallone al centro, poi Sinatra, il controllo, siamo al limite dell'area di rigore con Scalisi che può provare il tiro. Scusami, palla che si perde comunque distante dalla linea della porta difesa da Betters. Carli a chiudere. Ti dicevo, le indicazioni che arrivano per il Catania: giocare semplice, l'hanno detto sia a Chiarella sia a Rizzo poco fa, giocate semplici per arrivare fino in porta. Per Pilatella in questo momento soprattutto tanti applausi ai suoi, soddisfatto di come stanno interpretando la partita. C'è anche abbastanza caldo, devo essere sincero, tant'è vero che Russotto poco fa ha portato una bottiglietta d'acqua a Betters, che ricordiamo poi da domani risponderà alla chiamata dell'Under 21 lettone. Esattamente, c'è Boccia, rimesso il pallone con le mani, l'indirizzo di Vitale, poi lo scambio sul corto. Siamo lato corto a sinistra dell'area di rigore rispetto al fronte offensivo. La formazione rossa-azzurra con Chiarella, sbaglia di testa, l'appoggio intendeva servire Rizzo, nel frattempo Rapisarda, schiovetta all'interno dell'area di rigore, schiacciato il pallone ma posizione comunque irregolare nel momento in cui scocca il tiro. Segnalazione da parte del primo assistente del signor Eremita Giuliancona. Fanara ha alzato la bandierina, posizione irregolare. Sì, il piano tattico della partita è abbastanza chiaro. Il Catania a fare la partita, a cercare delle linee di passaggio tra le strette maglie dei giocatori del Canicattì, il Canicattì che cerca di evitare questo e riparte. Quando riparte il Catania deve fare molta attenzione alle marcature preventive, perché i giocatori del Canicattì sono abbastanza veloci e rapidi e in più di un'occasione hanno creato qualche situazione di grande pericolo per il Catania. Lungo il lancio di Sidibe, ne ha praticamente approfittato Betters, ancora giocatore con la maglia numero 8. E sì, questo è l'asse sul quale ovviamente il Catania deve cercare di contenere, quello tra Sidibe e Sinatra, che sono i giocatori che impostano costantemente l'azione. Poi movimento anche di Scalisi, che comunque è un giocatore che anche un tiro notevole lo aveva provato prima. E adesso Gueye, movimento all'indirizzo del compagno di squadra, fratello con la maglia numero 10, chiuso comunque da Lorenzini. Si parte da Lodi, poi Rizzo con calma, Rapisarda, si fa vedere Chiarella qualche metro più avanti, preferisce il tocco in orizzontale all'indirizzo del vice capitano della formazione rosso-azzurra. Ancora i due dialogano sullo stretto, nessuno va praticamente a pressare. Sidibe si guarda il pallone a distanza di 2,5 metri. Può partire invece il Catania, lo fa con Boccia sulla corsia esterna di sinistra, non sfonda però la formazione rosso-azzurra. E adesso Lorenzini, sempre Boccia all'indietro, tentativo stavolta di fare spiovere il pallone all'interno dell'area di rigore, non lo raggiunge Sarao, lo recupera comunque Chiarella, controtraversone al centro dell'area di rigore. De Luca comunque spostato col corpo all'indietro, non riesce ad imprimere il pallone la giusta velocità all'interno dell'area di rigore. Ci ha provato il Catania con Boccia, poi azione che ancora continua, Lodi la mette morbida e poi che parata incredibile sul tiro di Chiarella, che si è visto negato l'emozione del gol da un grande intervento da parte di Scuffia. Tutto nasce da una bellissima percussione di Boccia, che conferma il fatto di essere in palla e di non far rimpiangere ogni volta che gioca i compagni titolari. Grandissima percussione sulla sinistra, palla messa dietro e poi un delizioso cucchiaio di Lodi che ha messo nelle condizioni Chiarella di tirare da buonissima posizione. È stato bravo Scuffia. Sì, stop di petto di Chiarella, buona comunque anche l'impostazione tecnica del tiro, bravo comunque Scuffia a chiudere proprio sul palo di appartenenza, e quindi tutta l'azione comunque da manuale della Catania, partendo dalla giocata di Boccia, poi all'approdo del pallone tra i piedi di Francesco Lodi,
alla girata dopo lo stop di petto con il sinistro di Chiarella e poi alla fine l'intervento di Scuffia. Catania che comunque da qualche minuto sembra avere spostato in avanti tutto il baricentro delle giocate. Lorenzini dalle parti di Vitale, controllo di Vitale, deve girarsi, numero 24 della Catania, servizio per Lodi, poi per Rizzo, i due, chiamiamoli così, mediani suggeritori della Catania. Il piede di Rizzo all'indirizzo di Sarao, il limite dell'area di rigore viene chiuso da Raimondi, riparte però la formazione rossazzurra, lo fa con Boccia, deve costruire il Catania una specie di tela che va di volta in volta rifinita. In questo Boccia. momento ci sono 21 giocatori nella metà campo sì, del Canicattì. assolutamente sì, manca soltanto Beters e arriviamo a quota 22. Insomma, Lorenzini si difendono pronti a ripartire, una linea di difesa con i 3 centrali, i 2 esterni che vanno a chiudere sulle corsie esterne. Ovviamente così a bocce ferme è difficile trovare la possibilità di andare a chiudere. 0-0 nel frattempo è il risultato tra il Sant'Agata e il Locri. E ricordiamo, in caso di pareggio, anche in questo caso il Catania oggi sarebbe matematicamente promosso tra i professionisti. Ma pensiamo alla partita con Sarao, il gol di Sarao, che gol, che gol, che gol di Sarao, che roba incredibile su Naoschi. Ovviamente Sarao adesso va a percorrere i 100 metri che lo separano dalla curva dei tifosi della formazione rossazzurra. Un grandissimo gol che può significare davvero il ritorno, il grande cammino della Catania, ma soprattutto in un'azione che ha visto il bomber della formazione rossazzurra tornare al gol in maniera incredibile. Pallone schizzato e di testa, guardate, prima il movimento ancora una volta di Boccia e poi di testa al palo basso, incredibile. Vedi Angelo com'è importante l'aspetto fisico. Sarao ha appena raggiunto la sua migliore condizione fisica, è diventato un centravanti e un cecchino impeccabile. Questo è un grande gol da centravanti vero, prende posizione e dà proprio l'incornata vincente, cattiva, davvero attaccata, vero bomber. E poi 95-97 metri prima di arrivare a ridosso della curva dei tifosi della Catania, alzare le mani al cielo e ovviamente sottolineare non soltanto il gesto atletico, non soltanto il gol, ma il primo biglietto che può essere staccato in una partita così importante come quella di oggi. Gioco fermo nel frattempo con Cavalleria, mette fuori la sfera De Luca, fallo lì in mezzo al campo, rimasto dolorante per terra Di Mercurio, che comunque si rialza. Sì, il Catania ha dato dimostrazione che ha messo subito le cose in chiaro, vuole fare la partita, vuole subito mettere sotto il Canicattì che è stato finora ad aspettare, cercare di ripartire con velocità, l'aveva fatto bene nei primi minuti, ma da 5-6 minuti si assisteva un vero e proprio assedio da parte della squadra rossazzurra, che è maturata con un gol veramente di pregevole fattura. Adesso potrebbe cambiare un attimino la partita, vedremo se l'atteggiamento della squadra di Orazio Pitatella cambierà. E intanto però abbiamo parlato di giocate in velocità e quella di Boccia all'indirizzo di Sarao mi sembra davvero lo stereotipo perfetto di uno di quei palloni che un attaccante che ha ritrovato anche il sorriso nell'arco degli ultimi mesi qui a Catania, lo aveva perso nel lungo cammino di questo campionato e adesso invece giustamente è andato a godersi il momento sotto la curva dei tifosi della formazione rossazzurra, alzando le braccia al cielo e soprattutto guardando da lontano la panchina del Catania tutta all'impiedi ad applaudire. A proposito, Marco, com'è andata lì alla panchina? L'esultanza della panchina del Catania, come ovvio che sia, ma poi subito dopo il ritorno alla concentrazione, li abbiamo visti subito tutti, tanto che giocata quella di Chiarella, pallone messo al centro dell'area di rigore, ancora una volta Sarao prova ad anticipare il difensore, la Pisarda commette fallo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Canicattì.
Marco. Li abbiamo visti, ti dicevo, tutti concentrati fin dall'inizio, tutti i giocatori del Catania e anche lo staff tecnico dirigenziale. Ti racconto che inizio partita ho chiesto a Russo come va, mi ha risposto con un sospiro, per cui praticamente, per darti l'idea della situazione, sto parlando di Orazio Russo ovviamente, per darti l'idea della situazione in casa Catania, con l'esultanza di Sarao, che a proposito dei ricordi del 18 settembre era stato uno dei due protagonisti insieme a Lodi dei gol proprio a Ragusa, con cui si era aperta la stagione del Catania, e chissà che non sarà ricordato per averla chiusa con un suo gol e la promozione. E chissà, ma intanto godiamoci le immagini di questa partita. Si è rialzato nel frattempo Gueye, aveva praticamente chiesto gioco fermo per un fallo ricevuto da parte di Rapisarda, subito a battere il calcio di punizione giocatori del Canicattì. Ricordiamo che la partita è cambiata, il gol che è arrivato qualche minuto addietro, esattamente al 16° minuto, la realizzazione di Sarao sul venenosissimo taglio di Boccia interno della rigore, con Gueye che prova ad alzarsi oltre i 195 centimetri, pallone che comunque non riesce neppure a sfiorare, si perde da una parte all'altra, si riprende dal fondo con il Catania, con Somma, adesso Francesco Lodi, Lorenzini. Torniamo nuovamente con l'impianto di gioco che aveva visto il Catania guadagnare metri subito dopo i primi 5 minuti dall'inizio di questa partita. Si è spostato a sinistra Chiarella, adesso lo spazio per De Luca, i due esterni sono praticamente sulla stessa mattonella del terreno di gioco. De Luca in questi casi si sposta in posizione più centrale, lo vede Lodi, preferisce invece il servizio lungo la corsia esterna di sinistra per Boccia, particolarmente ispirato oggi il numero 2, 2 assist importantissimi, uno con palla quasi gol, l'altro invece realizzazione di Sarao. Ancora Boccia a difesa dello spazio e della pallone, riesce nonostante l'arrivo di un avversario. Lorenzini, Rizzo, Lodi, tutti ad aspettare il Catania in questo caso. Chiarella tornato nuovamente al presidio della fascia di destra del campo, Tedesco gli sradica il pallone dai piedi, arriva però Somma, posizione regolare ancora una volta di Chiarella all'interno dell'area di rigore, si lascia cadere per terra Chiarella, non c'è niente, testa bassa, l'arbitro ha visto tutto. Concordiamo con quella che può essere l'indicazione del direttore di gara, la sensazione che abbiamo avuto che ha perso per un attimo il controllo. Sì, qui c'è il fallo che è iniziato fuori dall'area di rigore, poi forse Chiarella si lascia cadere dopo un altro contatto sul braccio, ma probabilmente il fallo era iniziato, anzi sicuramente prima. Vantaggio conservato dal giocatore del Catania fino all'area di rigore. A quel punto caduta rovinosa, ma senza effetti sulle decisioni del signor Enrico Eremitaggio di Ancona. Rapisarda, il tocco per Somma, rinunciano sostanzialmente al pressing giocatori del Canicattì, mandano avanti soltanto i due Gueye, ma il Catania che quando manovra non ha praticamente nessuna pressione. È chiaro che il piano tattico non può essere sconvolto dopo 20 minuti di gioco, quindi mantengono finora i risultati in equilibrio, cercando magari in qualche ripartenza di trovare una situazione favorevole e poi rimettersi a posto. Sanno che non possono dare scampo alla qualità del Catania. Attenzione Cerizzo con all'interno dell'area di rigore il movimento di De Luca, la posizione comunque regolare, bandierina alzata di Fanara di Cosenza. De Luca non è molto d'accordo con l'indicazione che è giunta dal primo assistente del direttore di gara. E adesso attenzione qui all'interno dell'area di rigore, gli estremi per il calcio di rigore ci sono tutti e l'arbitro di fatti immediatamente indica il dischetto del penalty. Incursione non indifferente di David Gueye all'interno dell'area di rigore. C'è stato Somma che ha provato a contenerlo, siamo dentro l'area di rigore, è arrivato Lorenzini,
si disinteressa del pallone, giocatore che viene praticamente travolto e calcio di rigore. Hanno letto male una palla libera Somma e Lorenzini, e soprattutto Somma si è fatto scavalcare da questa palla libera con un lancio da circa 50 metri che è riuscito a beccare uno dei due fratelli Guaie, quello più rapido, quello più veloce. È stato bravo a mettersi davanti poi a Somma, che insieme a Lorenzini hanno fatto fallo da rigore. Ci sta tutto, nulla da ridire. C'è Chris Guaie, giocatore franco-senegalese, pronto a battere il calcio di rigore dagli 11 metri. Potrebbe essere il momento migliore per Betters, che è stato uno dei portieri meno occupati di questo campionato. Invece no, il tiro dagli 11 metri è il gol del Canicattì, partita che torna nuovamente aperta al minuto 25esimo con Guaie che va ovviamente a cercare il saluto dei tifosi del Canicattì dagli 11 metri. Pallone calciato bene con Betters che si è andato praticamente a tuffare, ma non è riuscito a mettere una pezza davanti all'area di porta, e adesso tutti i giocatori del Canicattì ad andare a mettere il sigillo dietro questo gol, mentre nel frattempo Guaie è andato a fare il giro attorno alla curva e dei tifosi della Catania, cercando praticamente l'applauso con questo orecchio che voleva sentire in un certo qual senso gli apprezzamenti. Tifosi che non hanno apprezzato tantissimo, mentre adesso ci sono momenti di così nervosismo. Tornato nuovamente Chris Guaie e vorrei capire da Marco Carli cosa sta succedendo alla panchina del Catania. Dopo l'esultanza, insomma, infatti adesso arrivano le scuse, sì. Arrivano le scuse di Guaie per il pubblico del Catania, dove lui era andato praticamente per festeggiare il gol, ricevendone solo fischi riceve anche adesso, anche se ha chiesto scusa, e la panchina del Catania, soprattutto Russotto, se l'è presa molto, è andata a parlare proprio vicino a muso duro anche all'assistente e alla panchina del Canicattì. È il sesto gol che realizza Chris Guaie, 5 erano stati il bottino fino a questa partita e adesso è tornato in equilibrio dopo il calcio di rigore che ci stava tutto. Adesso Guaie ancora continua a scusarsi nei confronti dei tifosi del Catania, lo scambio con Sarao che lo allontana. La partita è più importante, continua a dire non volevo, ma ormai comunque nulla di particolarmente serio, nulla di particolarmente grave, soltanto cavalleria che non viene rispettata. Rapisarda nel frattempo prova a mettere un pallone avanti, la chiusura sul portatore di palla da parte di Petrella, gli chiude la girata all'interno dell'area di rigore, rimessa con le mani, con Rapisarda che si fa vedere all'indietro. Somma e lì probabilmente uno dei pochi errori della linea difensiva del Catania. Somma se l'è lasciato scappare nel momento della lunga rincorsa di David Guaie. A quel punto Lorenzini ha travolto il giocatore. Ti ripeto, Angelo, che su una palla libera, e si vedeva che era una palla libera non pressata, la linea difensiva del Catania doveva sicuramente abbassarsi di più, scappare dietro. Somma non lo ha fatto in maniera molto molle ed è stato scavalcato da sto lancio di 50 metri dove si è infilato Guaie, che ha preso posizione tra Somma e Lorenzini e si è fatto fare fallo da rigore. Ci può stare, non ci dovrebbe stare, ma non ci dovrebbe stare, ma ormai c'è. Ci può stare anche il calcio di rigore, perché anche in quel caso l'indicazione da parte del direttore di gara mi è parsa impeccabile, assolutamente impeccabile. Eremitaggio di Ancona era sul pezzo, è arrivato Lorenzini, travolto disinteressandosi del pallone. Attenzione, perché ancora una volta c'è Guaie che controlla. Adesso ovviamente tutti i palloni che tocca il franco-senegalese sono un sottofondo di Cori, l'indirizzo dell'autore della gol dagli 11 metri, che ha riportato nuovamente in equilibrio la partita tra Canicattì e Catania, che non si trattava di una passeggiata, era certo, era sicuro, ma ovviamente dopo il gol realizzato alla formazione rossazzurra, e non era la prima volta che il Canicattì comunque
aveva provato l'affondo su questi lunghi lanci. De Luca nel frattempo si fa vedere sull'altro fronte. Chiarella non viene comunque servito, poi Boccia, anticipato Chiarella, palla allontanata dall'area di rigore, la rincorre Betters che esce ovviamente con i piedi 15 metri fuori dall'area di rigore. Arriva Lodi e adesso arriva anche Lorenzini. Chiarella avanza, palla al piede, col destro la finta, poi il tiro cercando il colpo alla Francesco Lodi, palla che però si alza troppo alta sulla traversa, non ci sono gli estremi neppure per un intervento da parte di Scuffia, che è stato chiamato ad un buon intervento prima proprio su Chiarella, ma eravamo sul risultato di 0-0. La partita si è evoluta dopo il gol realizzato da Sarao al minuto 16esimo e dopo 9 minuti è arrivato invece il calcio di rigore sul quale il Catania ovviamente non ha neanche protestato. Insomma, di testa sul lungo rinvio Lorenzini, adesso cercando il movimento di De Luca, cerca lo scatto del numero 17, lo anticipa però stavolta Fuschi, controllo per Raimondi, sfera allontanata, Lodi all'indietro per Lorenzini. Boccia si muove sul settore di sinistra del campo. Vitale non è entrato ancora in partita, si fa sradicare il pallone dai piedi. Rizzo, Vitale il controllo, limite dell'area di rigore, il gioco di gambe del numero 24, la formazione rossa-azzurra. C'è fallo, dice l'arbitro, e comanda il calcio di punizione a favore del Catania. Mattonella che Lodi potrebbe trasformare in mattonella vincente, mentre la partita è giunta al 34esimo minuto nella gara che si gioca tra il Sant'Agata e l'Ocri. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Stiamo monitorando mentre Francesco Lodi è pronto a battere il calcio di punizione da quella posizione con la sinistro. Difficilmente Lodi andrebbe a cercare l'incrocio dei pali, infatti sul punto di battuta si fa vedere anche Rizzo, ma vice capitano del Catania che rinuncia a interessarsi del pallone. Da quella mattonella Francesco Lodi può cercare anche il colpo secco, vedremo che cosa succede. Siamo giunti al minuto 32esimo, mezz'ora ormai trascorsa da 2 minuti, barriera comunque, distanza più che regolamentare. La rincorsa di Francesco Lodi a cercare l'impatto della pallone, la deviazione in calcio d'angolo, pallone che non sarebbe girato con ogni probabilità comunque fino all'incrocio, fino al 7 di destra della porta difesa da Scuffia, ma che comunque sembrava portiere in tenuta verde nelle condizioni di arginare l'arrivo del pallone. Bandierina di sinistra, Francesco Lodi, 7 uomini, maglia rossa-azzurra all'interno dell'area di rigore, ci prova Rapisarda, poi la girata fa in attacco da parte del Catania. L'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della formazione allenata da Orazio Pidatella. Abbiamo detto sempre che le formazioni di Pidatella creano problemi al Catania e anche in questo caso non ci aspettavamo una vittima sacrificale, non è mai giusto nel calcio, non è corretto, non è coerente. Pidatella se la sta giocando con le armi che può. Sicuramente è l'atteggiamento intelligente della squadra che sa di essere inferiore e che deve cercare di limitare i danni e di limitare le linee di passaggio e giocarsi tutto con le ripartenze e le armi che ha. Attenzione perché ancora una volta Gueye può mettere in gravi difficoltà la difesa della Catania. Stavolta non si è chiuso il triangolo con Scalisi, ma ancora tra 2 giocatori il 10 senegalese avrebbe avuto la possibilità di puntare a rete. Vitale sbaglia poi sulla sua posizione, ancora Scalisi all'indietro per Scuffia, la gioca con i piedi e attenzione perché ancora abbiamo il movimento di Gueye, aspetta il pallone all'interno della propria area di rigore, lo raccoglie con le mani Betters, servizio per Rapisarda, poi Francesco Lodi al centro del cerchio di centrocampo con Rizzo, si fa vedere Vitale, sul corto viene servito, movimento di Vitale a rientrare, poi lascia il pallone al vice capitano della Catania,
col destro a cercare Rapisarda da una parte all'altra del campo. Chiarella adesso il movimento con Rapisarda, gli chiama il pallone il numero 5 alla formazione rosazzurra all'interno della rigore. Rapisarda ha il problema di girarsi tra due avversari, si gira ma Raimondi gli chiude praticamente lo specchio della girata. Per il primo assistente del direttore di gara, pallone girato direttamente da Rapisarda, voleva il calcio d'angolo. Numero 5 della formazione rossazzurra non è d'accordo con le indicazioni di Fanara di Cosenza. Finora comunque le sue chiamate sui due fuorigioco sono state giuste e forse anche in questo caso l'ultimo tocco era proprio del numero 5 della formazione rossazzurra. Somma superato dal pallone, Rizzo non si fa superare stavolta da Gueye, la sfera che ritorna cost to cost da una parte all'altra del campo direttamente verso Betters, poi Lorenzini non pressa, la formazione di Pidatella aspetta, ancora Lorenzini all'indietro per Somma. Sono 8 giocatori in maglia rossazzurra o comunque vulcanica all'interno della metà campo della Canicattì, ma sono tutti schierati all'indietro. C'è Rizzo, Chiarella, movimento, palla che viene ancora tenuta in campo dal numero 31 della formazione rossazzurra. Chiarella all'interno dell'area di rigore, forse è riuscito il pallone ma l'arbitro si è fidato delle indicazioni del guardaline che aveva detto palla regolare. Guadagniamo anche, vediamolo un attimo, sì, era abbondantemente uscita. Abbiamo parlato delle buone chiamate finora di Fanara di Cosenza, in questo caso evidentemente dalla sua proiezione il pallone non era arrivata praticamente al di là tutta intera della linea che demarca la corsia di destra. La sensazione che abbiamo avuto dal nostro bar in diretta invece era di altro avviso, ma serve poco perché Catania guadagna 2 calci d'angolo. Bandierina di sinistra, nel frattempo ci sono scontri all'interno dell'area di rigore, giocatori che rimangono doloranti per terra, non ci sono comunque problemi. Vitale rialza l'avversario e dice all'arbitro attenzione perché controllerò i gomiti di tutti quanti i giocatori. Francesco Lodi dalla bandierina, movimento di Vitale, Lodi batte proprio adesso cercando la testa di Sarao, anticipo su di lui, buono in 2 tempi di Mercurio, sfera che viene allontanata dall'area di rigore e sfuma così questa possibilità per il Catania. Adesso indicazioni che da Pidatella arrivano ancora una volta, giocatore forse più pericoloso che David Gueye e Marco Cardi, lì ad ascoltarle. Che ha detto Pidatella? Gli ha detto di muoversi come ha fatto fino ad ora, anche perché il Catania chiaramente ha dimostrato di soffrirlo, l'abbiamo visto in occasione del rigore, e Ferraro in un canovaccio tattico che è quello che ha detto Carlo Breve poco fa, giusto, con il Catania che pressa e deve stare attento alle coperture preventive. È quello che chiede Ferraro spesso e volentieri ai suoi mentre attaccano, di stare attenti proprio ai 2 attaccanti che hanno fatto male fino ad ora alla squadra rossazzurra. Attenzione perché c'è Chiarella, in 2 gli tolgono il pallone dai piedi, poi numero 31 della formazione rossazzurra ritorna, commette fallo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Canicattì. Si era lamentato Chiarella per il fallo subito da Tedesco, però poi comunque era tornato in maniera fallosa sull'avversario. L'arbitro ha fermato il gioco, Pidatella parla con Chiarella come per dire insomma, non scaldiamo gli animi, partita che va sull'1-1 e Chiarella ancora parla con Sarao. I 2 si confrontano, tempo che scorre, però nel frattempo è grasso che cola per quanto riguarda il Canicattì. L'arbitro comunque dice che andrà a segnalare anche questa ulteriore perdita di tempo. Scuffia col destro, poi arriva Somma, come al solito ottimo il piazzamento di Sinatra lì in mezzo al campo, solito invece Gueye, movimento per il fratello, l'apertura per Sidibe sulla corsa con Tedesco, capitano della formazione del Canicattì. Arriva Rapisarda, l'ultimo tocco è proprio del capitano della Canicattì, rimessa dal fondo, ci sono 2 palloni in campo, ne sceglie uno, Betters lo rimette nuovamente in gioco all'indirizzo di Lorenzini. L'arbitro comunque dice che deve
nuovamente ripartire la manovra con Francesco Lodi. Adesso Lorenzini, si fa vedere De Luca, finora chiamato poco dai compagni di squadra all'interno dell'area di rigore, chiusura impeccabile su De Luca da parte di Filippo Raimondi. Arriva Lorenzini, Canicati che attende, Catania che prova ancora una volta ad impostare. Rizzo, lo scambio sul lato corto per Boccia. Torniamo nuovamente in mezzo con Somma, si fa vedere Rapisarda, viene subito chiamato in causa, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, rimpallo che non favorisce i giocatori della Catania. Sarao si lamenta per un fallo all'interno dell'area di rigore, rimane contuso anche Sinatra, si rialza comunque numero 99 del Catania, non ancora il numero 4 della formazione del Canicattì. In questo momento serve un po' più di qualità, serve meno frenesia, serve meno premura, bisognerebbe fraseggiare un po' più sulla tre quarti del Canicattì per trovare poi lo spazio giusto per arrivare al tiro. Siamo arrivati al gol con un'accelerazione improvvisa sul settore di sinistra del campo, con un assist perfetto di Boccia, una girata di testa di Sarao, ma tutta una giocata in velocità. Il Canicattì invece ha sciolinato le armi migliori che aveva fatto vedere nei primi minuti in apertura di questa partita, lunghi lanci e cercare ancora una volta un giocatore che ci sta dando davvero enormi difficoltà nella gestione, che è David Gueye. Su di lui non c'è una marcatura preventiva perché Rapisarda si disinteressa quasi sempre della trequartista, insomma dell'attaccante, della seconda punta, e lì dovrebbe andarci forse Somma con maggiore riguardo, quantomeno questa dovrebbe essere l'indicazione tattica, non so Carlo. Ma intanto Posizione regolare nel frattempo. Ma lì proprio fa da scuola le esercitazioni per la palla libera e la palla coperta. Su palla libera bisogna scappare bene in profondità per evitare proprio gli inserimenti dei giocatori più bravi ad attaccare la profondità. In questo caso Guaye è un maestro nel buttarsi dentro e prendere posizione, quindi sia Somma che Lorenzini, ma tutta la linea sulle palle libere, ed è un canovaccio del gioco del Canicattì, devono scappare profondamente con cattiveria per prendere posizione sugli attaccanti. Perché Chris, che praticamente è il giocatore con la maglia numero 9, è affidato a Lorenzini, questo dalla posizione e anche dall'inizio di questa partita. L'altro che invece dovrebbe essere Somma a chiudere in anticipo su di lui, anche se perché il Guaye centravanti fa da specchio per le allodole, come dice il buon Busetta. attenzione perché Rapisarda perde un pallone, ne approfitta Tedesco che avanza palla al piede, Tedesco prova ad accentrarsi, poi arrivano i rinforzi per il Catania dopo che arriva Lodi, gli sradica il pallone dai piedi. Dicevo, lui ha caratteristiche diverse e torna dietro, si cerca di andare a spizzare qualche palla, mentre il fratello ha proprio le caratteristiche dell'attaccante che si butta in profondità e crea dei disagi perché non riescono a fare bene l'elastico difensivo i due difensori centrali del Catania. Oggi giornata con qualche difficoltà quantomeno di assestamento in questi primi 45 minuti. C'è un fallo nel frattempo subito da Francesco Lodi, non ci sono scintille però tra i due, sono entrati in rotta di collisione Sidibe e Francesco Lodi. L'arbitro ha fermato il gioco, ha comandato il calcio di punizione a favore della formazione rossa-azzurra. Dalla panchina Orazio Pidatella continua a mantenere alta la concentrazione dei suoi uomini, chiede un rinforzo sulla posizione di Rapisarda, che potrebbe essere giocatore interessato dalla prosecuzione della manovra offensiva. Difatti Fuschi va a chiudere anche sul movimento di Sarao. Calcio di punizione che viene battuto adesso con Francesco Lodi per Lorenzini, di testa ci arrivano poi giocatori del Canicattì che possono nuovamente ripartire. Movimento ancora proseguire di David Gueye, stavolta però nella terra di nessuno, ci sono soltanto maglie laviche della Catania. Francesco Lodi, cerchio di centrocampo, per lui si fa vedere Rizzo. Non è stata la grande giornata, diciamo, degli interni di centrocampo, perché anche Vitale non è stato spesso chiamato
dalla manovra offensiva. Lì a sinistra De Luca ha avuto sempre marcature particolarmente strette, tant'è vero che De Luca si è andato a cercare la fortuna. Adesso a destra con la girata di tacco da parte di Sarao dopo il cross di Marco Chiarella, e si lamenta un po' Piratella perché dice bisogna stare calmi, non bisogna dare questa possibilità. 2 minuti di recupero nel frattempo, forse si era perso qualcosa di più, ma l'arbitro ha inteso contenere anche il recupero. Gueye di testa poi all'indietro per Rapisarda. 0-0 nel frattempo il risultato fra il Sant'Agata e il Lodi e il Locri. Vitale, Francesco Lodi, Giuseppe Rizzo, si fa vedere Rapisarda all'interno dell'area di rigore, lo slalom del numero 5, la formazione rossa-azzurra per l'ultimo tocco e dei giocatori del Canicattì, proprio per questo motivo che Rapisarda lascia scorrere il pallone fino ad oltre la linea del fondo. Lodi lo batte rapido e veloce all'indirizzo di Chiarella, lo scambio, il tocco con il piede sinistro, pasticcia un po'. Chris Gueye mette il pallone in sicurezza oltre la linea del fondo, ovviamente lui fa l'attaccante, si è trovato a difendere una palla che ha preferito spazzare lontano. Francesco Lodi sul primo palo, ancora una volta palla fuori, terzo calcio d'angolo battuto in prosecuzione da parte del Catania. Ancora 40 secondi prima che scocchino i 2 minuti di recupero, gioco nel frattempo fermo perché l'arbitro ha visto un fallo in attacco da parte del Catania e farà ribattere nuovamente il calcio d'angolo. Così è difatti la sfera che arriva da Rapisarda nuovamente a Francesco Lodi. Si sono rialzati comunque tutti i giocatori contusi all'interno dell'area di rigore del Canicattì, meglio così perché Lodi può battere con il sinistro, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, la girata di testa da parte di Lorenzini, vorrebbe calcio d'angolo e lo ottiene il Catania, stavolta dalla bandierina di sinistra. Barrizzo è il più vicino perché il nostro cronometro, il tempo è scaduto, il pallone che non arriva ovviamente. È l'ultima possibilità di questi primi 45 minuti per chiudere la partita in vantaggio. Arriva Gueye di testa, poi Lodi, finisce il primo tempo con il risultato di 1-1. La partita nel frattempo è cominciata nei secondi 45 minuti con Chiarella che mette un pallone all'interno dell'area di rigore, prova Vitale a girarlo in rete, viene sporcato il tiro, pallone che oltrepassa la linea del fondo, anzi no, dice il secondo assistente del direttore di gara, soltanto rimessa con le mani a favore della Catania che, ricordiamolo, gioca con Boccia sulla linea difensiva, anche lui l'autore della ripresa delle operazioni di gioco con le mani, il cross al centro dell'area di rigore, il controllo di testa da parte di Sarao, poi prova la botta Rapisarda dai 25 metri, pallone che si perde comunque abbondantemente distante. De Legni alla porta difesa da Scuffia, dicevamo Peters e Trelegni, Rapisarda da una parte, Boccia dall'altra, Somma e Lorenzini due centrali, Rizzoli e Vitale sono i tre dell'asse di centrocampo che hanno cominciato questa partita insieme a Chiarella, Sarao e De Luca sul fronte offensivo e con Sarao l'autore del gol del provvisorio 1-0 a favore del Catania. Per quanto riguarda invece il Canicattì, gioca con Scuffia, Fuschi, Raimondi e Petrella, sono i tre centrali difensivi, ma giocano con una difesa comunque rinforzata anche da due esterni che sono di Mercurio e Tedesco. Per quanto riguarda l'asse di centrocampo, il metronomo è Sinatra, Sidibe, il secondo suo assistente Scalisi e l'incursore, e poi i due Gueye che sono il primo un trequartista, un fantasista, l'altro è più attaccante. Proprio da Chris Gueye è venuto fuori il gol dell'1 pari dagli sviluppi di un calcio di rigore legittimo che l'arbitro aveva combinato contro il Catania per atterramento all'interno dell'area di rigore, stavolta di Abdou, o meglio David Gueye. Russotto, dicevamo, e Jefferson
insieme a Palermo sono i tre che si stanno riscaldando, così come giustamente aveva sottolineato Marco Carli nella ripresa delle operazioni di gioco, e adesso ancora fasi che vedono il Catania in possesso di palla. Ci prova ancora una volta Boccia, molto chiamato in causa nella partita di oggi. Lorenzini, pallone che spiova all'interno del rigore. Vitale si è visto poco nei primi 45 minuti, adesso prova a cercare il proscenio con un controllo, salta l'uomo, lo scarico su Lorenzini, ancora una volta Boccia, controllo col destro, poi pallone che lascia spiovere all'interno dell'area di rigore, ma sono praticamente in 8 all'interno dell'area più piccola del Canicattì. Giocatori in maglia bianco-rossa. Francesco Lodi, passeggio ancora prolungato, ancora Boccia chiamato in causa, entra all'interno dell'area di rigore, salta il primo avversario, non riesce però a superare il secondo che è Di Mercurio, e poi c'è un fallo che commette Rizzo all'indirizzo di Gueye. Piccola sceneggiata, fallo c'è, sceneggiata del numero 9 della formazione di casa, pubblico che non gradisce, e partita che comunque in un certo qual senso inizia ad innervosirsi. Vedi, in queste situazioni dove c'è un'azione di pressione molto offensiva da parte del Catania, in situazioni di superiorità numerica Lorenzini dovrebbe cercare l'anticipo su Gueye invece che aspettarlo da dietro, e chiaramente poi lui con la sua fisicità riesce a farsi fallo. Ripresa l'operazione di gioco, Lorenzini di testa, un rimpallo, Vitale favorisce De Luca, grande palla col Contagiri, con che uscita da parte di Scuffia, incredibile, giocata da migliore in campo per quanto riguarda l'estremo difensore del Canicattì. C'era Sarau lanciato a rete, Scuffia ultimo baluardo prima della porta, è andato davvero in anticipo chirurgico sulla pallone. Seguiamo questa azione, dopodiché torneremo con anche il commento con le immagini, ma intanto palla ancora viva con Rizzo, spiovente, arrivano i lungaccioni dell'area di rigore. Francesco Lodi subisce un fallo, poi l'arbitro lo lascia correre. Vitale stavolta lo commette, il cartellino giallo, ci sta tutto in un netto ritardo ancora una volta su Chris Gueye. Vitale arriva con i tempi sbagliati all'indirizzo diretto della piede d'appoggio del numero 9 della formazione di casa, e adesso si scalda anche dalla panchina Ferraro, una delle rare volte. La giocata poco fa di De Luca è una giocata sontuosa, mette una palla proprio col Contagira a Sarau, che più di questo forse poteva un attimino cercare uno scavetto in più, ma non era magari nelle sue corde. È stato molto bravo Scuffia a uscire con tempestività da ultimo uomo e a sventare questa azione veramente pericolosissima del Catania. Prime sostituzioni per il Catania. Marco. Sì, perché entra Marco Palermo e uscirà Michele Somma, dunque Catania che prova una soluzione altamente offensiva. Attenzione perché ancora il Catania in possesso di palla, Sarao, la girata ancora una volta. Che parata da parte di Scuffia, che oggi davvero le para quasi tutte. Maggiore cattiveria, ma al di là dell'incidenza della cattiveria, giornata perfetta dell'ex portiere del Santa Lucia, del Roccella, che oggi sta davvero giocando una delle sue migliori partite. Purtroppo viene penalizzato Sarau da non usare allo stesso modo entrambi i piedi. Lui col destro non si sente di andare a calciare, cerca sempre di andarla a incrociare col sinistro, e questa era una situazione dove doveva andare a utilizzare proprio l'interno destro per metterla dentro. C'è Somma, Palermo che ancora però non è entrato sul rettangolo di gioco. Si fanno sentire i 4.000 ed oltre spettatori all'interno dello stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, e adesso il Catania deve cercare davvero con calma, con pazienza il gol. Lorenzini non è la sua giornata migliore, quella di oggi. Evidentemente le tensioni e la vigilia non hanno probabilmente favorito, anche perché ovviamente su quel fronte gioca uno dei giocatori più mobili della Canicattì. De Luca, la posizione regolare all'interno dell'area di rigore, la girata con il sinistro, poi il pallone che viene comunque contenuto. Francesco Lodi all'indirizzo
di un altro Di Mercurio che sta giocando oggi una partita sontuosa. E adesso potremmo essere al momento della prima sostituzione del Catania, anzi no, prima si riprendono con le operazioni di gioco, l'arbitro però non si avvede della sostituzione, proprio in questo istante accade, dice non adesso, gli dicono dalla panchina della Catania, dopo che Lodi avrà battuto il calcio d'angolo, il primo di questi secondi 45 minuti, dalla bandiera di destra, il pallone di sinistra, pallone che viene nuovamente rispedito fuori, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo in attacco da parte della Catania. L'autore è stato Lorenzini e adesso sì che è il momento della prima sostituzione. E così come diceva Marco Carli, esce Somma ed entra Palermo e adesso cambia tatticamente la partita da parte del Catania, anche perché comunque quei due là davanti rimangono. Carlo. E ora vedremo un attimino se Rizzo si posiziona nel ruolo di difensore centrale. È proprio questa la scelta del tecnico. Rizzo nella linea dei 4 difensori va a fare il centrodestra vicino a Lorenzini. È una scelta inedita dall'inizio di questo campionato. 2 incursori come Vitale e Palermo davanti appunto a Ciccio Lodi, quindi non se la sente di togliere Lodi, così come ha fatto in tante altre occasioni, perché sta facendo un'ottima partita e mette in questo ruolo di difensore centrale inedito per quest'anno Rizzo. Pedicone invece sta per entrare in campo, scusatemi, Scopelliti, sostituzione avvenuta, perdonatemi, proprio in questo istante, ingresso in campo di Licciardello, al suo posto è uscito Rodolfo Sinatra, giocatore tra l'altro ammonito nei primi 45 minuti, giocatore che si è subito collocato sulla corsia esterna difensiva, è uscito un mediano, entrato in campo un giocatore che può rimpoppare la linea esterna difensiva, c'è cartellino rosso e adesso che arriva all'indirizzo di Petrella, autore del fallo nettissimo, in netto ritardo. L'arbitro non ha avuto nessun tipo di titubanza, rosso diretto, e guardate, questo è il momento in cui arriva una botta incredibile, portatore di palla e giocata che Schiarella fa malissimo, cartellino rosso per Damiano Petrella, classe 2004, si è fatto ingolosire dalla possibilità di andare comunque in ritardo sull'avversario, ma la scelta è stata improvvida sotto gli occhi del direttore di gara, in totale ritardo e con la possibilità di andare a questo punto a lasciare la squadra in inferiorità numerica. L'uscita quindi di Petrella per l'espulsione che è arrivata al minuto 55esimo dall'inizio di questa partita, e il Catania a questo punto può scegliere di giocare la carta Andrea Russotto, così mi sembra. Marco Carli ce lo può confermare. Allora Piratella sta adesso tentando di cambiare completamente il Canicattì e si è rivolto a Guagliè e chiaramente ha detto di giocare col 3-5-1 in questo momento, con Licciardello che va a spostarsi dall'altra parte. Per quanto riguarda il Catania è pronto Russotto alla sostituzione. E adesso c'è proprio Guagliè che sta giocando una partita a tutto campo a chiudere su Sarao, ma l'arbitro evidentemente aveva visto un contrasto di troppo, aveva fermato precedentemente il gioco. C'è l'ingresso in campo tra qualche istante di Andrea Russotto, cercheremo di capire al posto di De Luca, Angelo. Sì, l'uscita di De Luca l'avevamo comunque intuito, indipendentemente dal cartellino rosso per Petrella. L'uscita di De Luca, l'ingresso in campo di Andrea Russotto, cambia sostanzialmente l'interprete della corsia esterna di sinistra. Russotto va a collocarsi a ridosso della nostra tribuna, con Sarao che rimane riferimento centrale e con Chiarella che invece si muove lungo la corsia, lungo la dorsale di destra. Lorenzini
Lodi va a fare il difensore aggiunto insieme a Rizzo. Abbiamo arretrato la linea dei due centrocampisti, ad uno gli abbiamo dato la mansione di diventare il difensore centrale. Inedito il ruolo di Rizzo come difensore centrale dall'inizio di questo campionato, insieme a Lorenzini. Linea difensiva quindi il Catania con Rabisardo da una parte, Boccia dall'altra. Lorenzini e Rizzo sono i due centrali difensivi. Francesco Lodi va a fare praticamente il rinforzo di tutto l'impianto difensivo, ma adesso ne può approfittare comunque il Canicattì, che nonostante l'inferiorità numerica sembra avere preso coraggio. Lodi intercetta, il calcio di punizione è battuto, attenzione perché c'è qui all'interno dell'area di rigore, può mettere il pallone al centro sul fronte difensivo, va a chiudere anche Sarao, autore del gol del provvisorio vantaggio del Catania. Ricordiamo che abbiamo chiuso i primi 45 minuti con il risultato di 1-1, il gol di Sarao realizzato al 16° minuto nel corso di questo primo tempo, risposto il calcio di rigore di Gueye realizzato dagli 11 metri al minuto 25°. E adesso ricordiamo che il Canicattì deve giocare con un uomo in meno, l'espulsione di Petrella per il fallo su Chiarella. 5 minuti addietro ha portato la formazione del tecnico Orazio Pidatella a giocarsela in 10, a rivedere anche tutto quanto l'impianto difensivo, con l'inserimento di Licciardello che adesso è andato a fare il quarto della linea dei difensori, largò a sinistra, aveva iniziato invece sull'altro fronte. Vitale all'interno dell'area di rigore può mettere un pallone, ma mi pare che ci sia troppa frenesia da parte della Catania. Lorenzini sbaglia di testa, lui sente ancora una volta la pressione di Chris Gueye, preferisce mettere il pallone in sicurezza, mentre un altro dei duelli in questa fase di partita, quello tra Boccia e il fratello David Gueye, che invece presidia la tre quarti offensiva partendo principalmente da destra, rimessa con le mani, prova a spizzicarla Gueye mentre la sbaglia, invece l'uscita Boccia, ne approfitta proprio David Gueye, possesso di palla del numero 10 franco-senegalese. Vitale poi recupera dopo l'errore dell'avversario, palla messa fuori, Russotto applaude comunque l'intenzione del compagno di squadra. Pidatella per vigile Urbano dice palla fuori, rimessa con le mani di Mercurio. Buona la sua partita oggi, mentre indicazioni che da Pidatella arrivano a Tedesco. Gueye, tentativo di tacco, capisce stavolta tutto quanto Boccia, lo scambio con Vitale. Francesco Lodi, ci siamo un po' imbucati. Eh sì, diciamo che il Canicattì si è risistemato con la linea sempre a 5, con appunto Fuschi che fa il braccetto a destra, Raimondi che è il difensore centrale, Tedesco che fa il braccetto a sinistra, Guaye è l'esterno largo dei centrocampisti a destra. Nel il nuovo frattempo entrato Russotto, Licciardello, scusami, mette un pallone al centro, intervento a chiudere da parte proprio di Fuschi, messo poi pallone fuori da Sidibé. C'è il calcio d'angolo per il Catania, scusami Carlo, ma seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo. Lo batte Andrea Russotto dalla bandierina di sinistra, mentre è tutto pronto per un'altra sostituzione, forse tra le fila del Catania. Ci ha aggiornato a qualche istante Marco Carli, ma ne arriva una anche dalle parti del Canicattì. Marco, nelle file del Sì. Canicattì, dove esce David Guaye ed entra al suo posto Dario Conti per sistemare ulteriormente la squadra in chiave difensiva. è un difensore centrale, Sì. mentre attenzione Russotto perde l'attimo migliore per passare dal destro al sinistro. Chiudono bene i giocatori della Canicattì in maglia bianco-rossa. Ancora una volta Andrea Russotto, duro, questo è giallo tutta la vita. Scalisi su Andrea Russotto, stavolta però l'arbitro evita di mettere la mano nel taschino ed estrarre il cartellino giallo, poteva anche starci comunque il giallo, ma qualche minuto addietro ha estratto direttamente il rosso all'indirizzo di Damiano Petrella, ha evitato quindi ulteriori sanzioni disciplinari nei confronti della formazione allenata da Orazio Pidatella,
Siamo sugli sviluppi di una specie di calcio d'angolo a distanza ravvicinata. Russotto la batte con il destro, l'uscita da parte di Tommaso Scuffia, mette il pallone distante però fuori. Sull'altro fronte potrebbe batterla Rapisarda, si fa vedere comunque Lodi e adesso, prima di recapitare il pallone al capitano della formazione rosazzurra, passano una manciata di secondi e si fanno sentire giustamente i 4.500 spettatori dello stadio Marco Tomaselli. Vogliono vincere questa partita. Con i pugni arriva Tommaso Scuffia, Rizzo, inedito ruolo di difensore centrale per Boccia, ancora una volta per Rizzo, stavolta dalla panchina Giovanni Ferraro si fa vedere. Russotto, il controllo con il destro, continua, insiste, adesso può giocarla col sinistro all'interno, il gol pazzesco di Palermo, il gol pazzesco di Palermo che fa esplodere lo stadio Marco Tomaselli. Ma che gol quello di Palermo, ma che giocata! E adesso giustamente Palermo va a festeggiare sotto la curva dei tifosi della Catania con una giocata che assomiglia tantissimo al gol del provvisorio 1-0. Stavolta l'autore dell'assist è stato Andrea Russotto, gliel'ha messa con il contagiri sulla grandissima elevazione di Palermo, e Marco Palermo ovviamente non può far altro che andare a festeggiare sotto la curva dei tifosi del Catania. Ma questa curva è una curva che percorre tutta quanta la tribuna e tutti quanti ad abbracciare Sarno. Emozione anche per l'altro giocatore, il fantasista, l'esterno della formazione rossazzurro, tutti a volere festeggiare. Ma guardate, Russotto, lo scambio, poi il sinistro, la girata, contagiri e arriva di testa. E le incursioni di Palermo, un catanese, quest'anno sono state devastanti. Assolutamente sì. Hanno sempre cambiato le gare in corsa, un giocatore con queste grandissime capacità di cambiare la partita. A parte le giocate sontuose sempre di Russotto, che quando i ritmi si abbassano e le squadre sono in difficoltà riesce con le sue giocate di qualità a mettere delle palle veramente la magia dei cambi della Catania. Guarda caso il gol arriva dai due che erano stati sostituiti dal tecnico Ferraro. È un caldo ormai sì, di quest'anno del Catania, Angelo. Il cross di Andrea Russotto e la giocata di Marco Palermo. Tante volte abbiamo detto, Carlo, che Nemo profeta in patria, e invece avere un catanese doc che riesce ad infiammare i cuori di una città, lui che non aveva mai giocato, comunque ha avuto questa grandissima possibilità di giocare quest'anno, e io spero proprio che lui rimanga nella prossima ossatura del Catania. Ma l'ha sfruttata con grande professionalità, stando in silenzio quando veniva lasciato fuori, anche dopo prestazioni importanti, anche dopo gol determinanti. Ma questa è la forza di questo gruppo, hanno capito tutti che non ci possono essere prime donne, ma che devono essere, sono tutti utili nel raggiungimento di questa promozione. Qua va dato atto al grande lavoro sicuramente che ha fatto il mister Ferraro per farli sentire tutti importanti, farli stare sempre tutti sul pezzo. Devastante Marco Palermo, sicuramente devastante il Catania, che quando decide di accelerare e soprattutto decide di ragionare è una squadra che difficilmente riesce a fermare. Orazio Piratella può ancora giocarsela, perché arrivano altre sostituzioni, e soprattutto vorrei comprendere come Marco Carli si sta preparando a questo finale di partita, perché adesso è pronta anche un'altra sostituzione tra le fila del Canicattì. Marco. Sì, mi sto preparando anch'io, caro Angelo. Intanto sta entrando il numero 16 Iezzi al posto di Sidibe nel Catania. Poco fa è entrato Jefferson per Sarao. Ti racconto poi le scene di esultanza dopo il gol di Palermo. La prima è quella di Zeoli, che è andato
a placcare Ferraro buttandolo a terra. Si sono abbracciati praticamente sul terreno di gioco e poi Palermo, dopo il gol, anche lui è andato a abbracciare il doppio subito passo Ferraro. sotto nel frattempo, poi il fallo che ha subito, ma l'arbitro ha lasciato correre con ancora il Catania, ancora le emozioni da bordo campo che ci ha raccontato Marco Carli. Rapisarda all'interno dell'area di rigore, si era fatto vedere Jefferson lì davanti, pronto a saltare più in alto di tutti, non ci è arrivato per ragioni di centimetri. Il pallone che è spiovuto all'interno dell'area di rigore, poi uscito direttamente fuori. Sostituzioni così come aveva già preannunciato Marco Carli. Eh sì, Ezzi è un giocatore di grandissimo talento, uno dei giovani più interessanti di questo Canicattì, che è andato in gol più volte in esterno d'attacco. Ora vedremo sinistra dove lo metterà Orazio, sicuramente sta giocando dietro Guagliè, quindi cambia il sistema di gioco. Vedremo come si stanno mettendo adesso. 3-4-2 sembra. Si ritornano nuovamente con una linea difensiva a 3. Si sono adesso vanno schierati in questo momento praticamente a collocare 4 uomini. Quindi un centrocampista in meno e un attaccante per dare manforte a questo punto non puoi ovviamente contenere la sconfitta, provi a giocartela fino alla fine, sei con un uomo in meno. E adesso Boccia riesce a superare 2 uomini, grande giocata, il terzo. L'arbitro non ferma il gioco perché Conti non ha commesso fallo, quantomeno questa è l'indicazione che giunge dal direttore di gara. Poi pallone messo fuori perché è rimasto dolorante per terra numero 2 della formazione rossazzurra, Andrea Russotto. Ci sono chiarimenti in corso, ma Ferraro entra all'interno del rettangolo di gioco, parla con Di Mercurio, atteggiamento paterno da parte dell'allenatore della formazione rossazzurro. E adesso c'è scambio di palleggi con Andrea Russotto e Francesco Lodi che parla con Dennis Di Mercurio. Ovviamente qualunque atleta ci tiene a fare bella figura in una partita del genere. Lodi allontana la fiamma dalla benzina e quindi evita che comunque la partita si possa innervosire. La partita che il Catania sta superando per 2-1, difesa di Tedesco lungo l'out di sinistra del campo. Si riprende però a giocare con una rimessa dal fondo, ultimo tocco era stato proprio di Chiarella, capitano della Canicattì, del 5, al giovane emergente della formazione rossazzurra, vitale. All'indietro per somma, buonissima la partita del numero 2 della formazione rossazzurra. Peters la gioca con i piedi, si fa vedere Jefferson lì davanti e adesso Francesco Lodi, correzione all'indietro. Ottima partita ancora oggi di Lodi, Angelo. Sì, ha iniziato forse con un carico di tensione che lo ha portato forse ad avere qualche calo nelle primissime battute, ma poi ovviamente Francesco Lodi continua a giocare ad uno standard che per questa categoria ovviamente è lusso allo stato puro. Chiarella il controllo, poi preferisce lo scarico su Francesco Lodi, che giocata, e poi Jefferson, il gol del Catania. Jefferson che mette il risultato su una sorta di tombale 3-1 con il solito bacio che viene riportato a Sarno, tutti quanti ad andare a dare le pacche sulle spalle a Sarno e soprattutto a festeggiare il terzo gol della formazione rossazzurra. Che giocata quella di Jefferson, e ancora una volta 3 cambi del Catania e tutti e 3 hanno praticamente portato assist e gol. E ancora una volta questa rosa profonda dà i risultati che ci si aspettavano. Ecco, la qualità del Catania viene fuori sempre nei secondi tempi, quando le squadre ricordiamo, guardate che giocata di Francesco Lodi incredibile. Poi il movimento di Palermo, pallone prolungato, arriva Jefferson con il piattone di sinistro, mette la palla alle spalle
dell'incolpevole Scuffia, tra l'altro migliore in campo, e il Catania comunque la vince 3-1. L'uomo in più fa sempre la differenza per una squadra che ha la qualità come quella del Catania, perché poi si sono trovati tutti gli spazi che nel primo tempo erano stati ostruiti molto bene dalla squadra di Pitatella. Ecco, nel secondo tempo, per forza di cose, lo svantaggio e l'uomo in meno hanno costretto i giocatori biancorossi ad allargare un po' le maglie, e lì è venuta fuori tutta la forza del Catania con la qualità dei nuovi innesti che hanno messo KO la partita. E a questo punto con Alessandro Vagliasilli possiamo anche evitare di andare a guardare il risultato del Locri, perché la partita sembra essersi ormai definitivamente incanalata verso una vittoria della formazione rossa-azzurra, superiorità numerica, così come giustamente ha ricordato Carlo Breve, ma superiorità tecnica e soprattutto quella enorme superiorità che i cambi possono dare ad un allenatore come Giovanni Ferraro. Ovviamente una società che ha messo sul piatto della bilancia giocatori che partono alla panchina, che si chiamano Marco Palermo, che si chiamano Jefferson, Andrea Russotto, un autentico lusso per una categoria, ma non dimentichiamoci neanche Sarno e perché no Giuseppe Giovinco. Avere a disposizione una rosa così completa di giocatori che possono fare la fortuna in qualunque squadra a vincere di questo torneo, e averli in panchina può davvero cambiare l'esito di qualunque partita. Ma soprattutto averli mentalizzati a far parte di questo progetto. Chiunque gioca, chiunque parte dall'inizio, chiunque parte gioca a partita in corso, deve fare la differenza, e questo è stato fatto molto bene, e infatti i risultati sono proprio questi. Risultati che praticamente premiano la formazione rossa-azzurra, che non soltanto batte il suo stesso record di partite consecutive vinte, ma può battere questo record ancora. Ricordiamo, siamo al 74esimo minuto, dobbiamo aspettare comunque che arrivi il 90esimo e poi il tempo di recupero, ma il vantaggio è significativo del Catania. Prova una botta dalla distanza, il Canicati lo fa con Dennis Di Mercurio, pallone che comunque si perde un metro alto sulla traversa della porta difesa da Betters, battuto soltanto dagli 11 metri. Un record di vittorie consecutive che è stato battuto la settimana scorsa e che oggi il Catania vuole battere contro se stesso, e perché no ingolosirsi di settimana in settimana a prolungare questa lunga scia di vittorie. Ma quella di oggi sarebbe davvero la vittoria più significativa dall'inizio di quest'anno. Rapisarda, nel frattempo non parliamo prima che non scocchi il tempo finale di questa partita, di questo match. Chiarella tra due avversari, poi commette fallo, numero 31 della formazione rossazzurra, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, c'è una sostituzione tra le fila della Catania e Marco Carli è pronto a raccontarcela. Entra Giovinco per il Catania, uscirà Lodi per la formazione rossa-azzurra, ed è un fin già visto quello che abbiamo vissuto in questa fase. Russotto nel frattempo, tempo e stadio che segue col fiato sospeso, il pallone che rimane comunque all'interno del rettangolo di gioco, rincorso da Russotto, si fa vedere Vitale lungo la traiettoria, aspetta Vitale che la palla si perda fuori, la rimessa con le mani a favore del Catania. Nel frattempo c'è la sostituzione ed esce il capitano del Catania, Francesco Lodi, e per lui ovviamente c'è la standing ovation, per lui c'è il racconto di un pianto soffocato dall'inizio di questo campionato, e adesso tutti ad abbracciare il capitano della Catania, che guardate non nasconde la grandissima emozione, la commozione, le lacrime di Francesco Lodi, il saluto, e guardate anche il sorriso di Giuseppe Giovinco, una specie di passaggio di testimone con Francesco che ringrazia la tribuna, ringrazia le curve. Per lui ovviamente ci saranno
10 minuti abbondanti di attesa, 15 minuti abbondanti di attesa all'interno dell'area di rigore. Jefferson, attenzione, Somma può provarla, Giovinco, la girata a rete, arriva con un attimo di ritardo l'attaccante della formazione rossazzurra Rapisarda, non ci arriva però Russotto sul cross che giungeva dal versante di destra del campo, terreno di gioco che è finito e Russotto che non riesce ad arrivare sul pallone. E adesso tutti quanti a guardare il cronometro, adesso tutti quanti a guardare questi ultimi minuti di partita, ma siamo ancora al 77esimo minuto. Andrea Russotto, Canicattì che sembra non avere davvero più la convinzione di poter giocarsela alla pari col Catania, così come era riuscito a fare nei primi 45 minuti. La formazione di Orazio Pidatella aveva interpretato una buona partita, una buona gara. Pidatella aveva messo bene in campo i suoi uomini, poi ricordiamo l'espulsione di Petrella. L'espulsione di Petrella è stata determinante. Nel 2004 ha fatto un errore di gioventù, in quelle situazioni non può mai farlo da dietro e lasciare in 10 i propri compagni in un momento cruciale della gara. E poi le sostituzioni del Catania, pensate un po', è entrata in campo un'altra formazione titolare, è entrato Russotto, è entrato Palermo, è entrato Giovinco, è entrato Jefferson, tutti titolari in qualunque squadra, mentre qualche scintilla che arriva, l'uscita nel frattempo e dovrebbe essere anche l'ultima sostituzione del Canicattì. Marco sta per Di uscire. Mercurio, con Sì. Di Mercurio che abbandona il campo, al suo posto entrerà Rustichelli. L'anime un po' si scaldano in questa fase. Ancora Russotto sta ricordando determinate esultanze, quella dell'1-1 per intenderci. Ti parlavo del film già visto in casa Catania, lo dicevate anche voi, a parte l'espulsione tutti i subentrati che chiaramente risolvono la partita. Jefferson per di più ha un conto aperto con il Canicattì, visto che ha segnato anche 2 gol nella partita di andata, mentre l'arbitro in questo momento va a dire qualcosa a Russotto, che si confronta a sua volta con Pidatella. Insomma, diciamo che un po' di nervosismo affiora. È quello stile che il Catania invece preferisce evitare, quel confronto. Ancora una volta Andrea Russotto va ovviamente a sottolineare il gesto di Chris Gueye al momento della realizzazione del gol dal dischetto, quando ha praticamente avvicinato la mano all'orecchio, è andato a percorrere tutta la curva e tutta la tribuna tifosi del Catania aspettando le reazioni del pubblico. Si è ampiamente poi scusato, ma rimangono così nella grande tenuta emotiva di una partita e di una squadra. L'adrenalina poi viaggia per binari incontrollabili a volte, da una parte e dall'altra, così come Gueye poteva evitare probabilmente il gesto, ma il carico di adrenalina lo ha condotto fino a quel punto. Altrettanto potrebbe fare Andrea Russotto. Ormai la partita sostanzialmente è quasi archiviata, mancano 10 minuti oltre il recupero e il Catania la sta vincendo per 3-1. Canicattì 1, Catania 3, e questo è un risultato che racconta tra l'altro un percorso, quello con il gol di Serrao, col gol di Palermo, col gol di Jefferson, e ovviamente lì in mezzo il calcio di rigore battuto dal franco-senegalese Chris Gueye, che è un po' il racconto di questa partita in equilibrio fino ai primi 45 minuti. Boccia, buonissima la partita del numero 2 della formazione rossazzurra. Arriva Russotto, riesce a mantenere il pallone nonostante il fallo che comunque gli era stato accennato. Vitale salta a vuoto tra 2 uomini, recupera comunque lo spazio, il pallone ritorna ancora una volta il numero 2 della formazione rossazzurra, che oggi sta lottando con un carico di adrenalina non indifferente. Iezzi, il movimento, il ritorno di Vitale dopo la giocata di Palermo, lo scambio, triangolazione che non si chiude, e ancora Boccia che ha praticamente preso il comando della corsia difensiva di sinistra della formazione rossazzurra.
Licciardelli sul punto di battuta, gioco fermo. Hai fatto bene a sottolineare, Angelo, l'ottima prestazione di Boccia, che partita dopo partita, domenica dopo domenica, ogni qualvolta è stato chiamato in causa, ha raggiunto un'ottima condizione psicofisica e soprattutto la sicurezza di potersi giocare le sue chance come tutti gli altri. È diventato un titolare aggiunto di questa squadra. E mi sembra che di titolari aggiunti in questa squadra ce ne siano davvero un'altra squadra, che è quella che ha portato il Catania in questa giornata di campionato a giocarsi questi ultimi 8 minuti di partita più il recupero, aspettando che l'arbitro fischi 3 volte e soprattutto cercando ancora una volta di poter regalare ai tifosi che sono qui allo stadio e a tutti quanti i tifosi che ci stanno seguendo da tutto quanto il mondo un ritorno tra i professionisti in un campionato partito con 1 milione di incertezze, prima dell'arrivo di Pelligra, poi dall'arrivo di Pelligra il test più importante di una società che invece ha messo a disposizione dell'allenatore Ferraro una squadra incredibile, e poi la bravura di tutto quanto il gruppo rossazzurro a mantenere i nervi saldi in qualunque momento di questa stagione, che è stata però la stagione dei record, è stata la stagione che ha visto anche il record di presenze di pubblico per una squadra dilettantistica, reputo a livello europeo e perché no anche planetario. 15.000, 16.000, 17.000 spettatori per una partita tra dilettanti, ma quando gioca il Catania non ci sono categorie. Russotto nel frattempo, chiusura in anticipo su Jefferson, pallone che è stato messo fuori oltre la linea del fondo, con la possibilità per il Catania di andare a battere un calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra, con Giovinco che batte il calcio d'angolo, si defila Russotto, si sbraccia all'interno dell'area di rigore, palla messa fuori. Vitale è stato anticipato e c'è ancora un calcio d'angolo. 84 minuti 21 secondi al nostro cronometro, e guardate il pubblico di Catania, guardate le bandiere, guardate i cuori, guardate i colori e sentite soprattutto quelli che sono i cori che adesso cominciano a raccontare la colonna sonora di questo campionato, la colonna sonora di questo cammino, la colonna sonora della gente di Catania. E Rizzo che alza praticamente le braccia, lui che dall'inizio ha detto batteni i cavalli, è stato il TikTok più diffuso. Nel frattempo ci ha provato con una battuta però troppo stretta Giuseppe Giovinco, Francesco Lodi che canta anche lui, le nostre telecamere che inseguono i momenti più importanti di questa partita. E attenzione, perché nel frattempo abbiamo anche la possibilità per Lorenzini di fare una chiusura incredibile e ripagare forse la giornata di campionato. Esatto, giustifica oggi esattamente una prestazione non proprio all'altezza. Ha fatto un intervento veramente formidabile, in scivolata è riuscito a togliere proprio le castagne dal fuoco. E ovviamente il colpo di coda della Canicattì, che poteva ovviamente ambire ad una partita che fintanto che ha giocato 11 contro 11 comunque Piotella l'ha mantenuta in equilibrio. Jefferson va a fare il difensore aggiunto, mette il pallone fuori dall'area di rigore della formazione rossa-azzurra, e adesso il nostro cronometro dice che mancano 4 minuti scarsi alla fine della partita, ma Jefferson avanza, palla al piede, si fa vedere Russotto sulla corsia di sinistra, sono in 3 i difendenti della Canicattì. Russotto può avanzare, palla al piede, limite dell'area di rigore, lato corto a sinistra, traversone per Lezione, gol del Catania con Vitale che mette il pallone per il 4-1 contro il Canicattì. Ma il gol l'ha fatto Russotto, sì, quel gol lo fa Russotto. L'apertura, messo una palla sulla testa, doveva solo spingere, c'era scritto spingi dentro. 86esimo minuto,
il gol di Vitale, si era un po' così, non più assuefatto alle marcature di quest'anno, e Vitale dice che è pronto a fare una telefonata, perché questo gol di Vitale sull'assist di Russotto, così come era stato per il gol di Palermo, l'assist di Russotto, ingresso devastante del numero 7 della formazione rossazzurra, e adesso arrivano tutti quanti i protagonisti, quelli dietro le quinte di questa squadra. 4-1 è un risultato che il Canicattì, pur con tutta la buona volontà, difficilmente riuscirà a scardinare, quantomeno sull'esito finale, che sembra ormai fortemente compromesso per il Canicattì e assodato per quanto invece riguarda il Catania. Catania che si accinge a chiudere virtualmente questo campionato davanti ad un pubblico di 4.000 cuori che battono rossazzurri, ed è il momento in cui anche le nostre telecamere indugiano l'allenatore in seconda, tutti una serie di baci e di abbracci che arrivano con Laneri, che è stato chiamato anche lui nella tribuna. La partita mica è finita, Rapisarda sta per uscire dal rettangolo di gioco, ormai tutti si aspettano il momento finale di questa partita. Siamo giunti al minuto 88esimo ed è oggi che arriva uno dei momenti che forse il Catania aspettava da tantissimo tempo. 17 anni dopo l'ultima promozione, incredibile, in questa città che respira, è viva e vive l'aria di una promozione. E a proposito di Antonello, Laneri, così come hai detto tu, oggi anche un doppio festeggiamento, perché in questi giorni ha fatto il compleanno e quindi sarà felice di festeggiarlo con una promozione. 89esimo minuto, emozioni e lacrime che arrivano un po' da tutte quante le parti, e guardate che anche Rapisarda si sta abbracciando, tutti a cambiare una maglia, forse una maglia commemorativa. Vedremo quello che succede, tutti ad indossare questa maglia che è quella che vorremmo raccontarvi in una partita emozionante, in una partita che non ci lascia contenere le lacrime per una promozione che arriva dopo quella del 28 maggio del 2006, ma a volerle ricordare tutte, almeno tutte quelle che la nostra emittente, che Telecolor, vi ha fatto vivere. E partirei proprio da quella che abbiamo evocato all'inizio di questa partita. Era il 13 maggio 1995, era un Gangi Catania, finale 0-3. I gol furono realizzati in quel caso da Drago da Mosca. L'allenatore era Angelo Busetta, che noi salutiamo perché come allora oggi la stiamo vivendo insieme. Il 9 maggio del 1999 ci fu un'altra promozione, Catania Juve Terranova Gela, fu un 1-1, il gol di Brutto. L'allenatore era Piero Cucchi, fu la promozione dalla C2 alla C1, e ancora una volta Telecolor era lì, così come era lì per Gangi. Il 9 giugno del 2022, chi non dimentica quel Taranto-Catania, una partita finita 0-0 tra lacrime e tensioni, uno stadio dove già era stato impresso il simbolo della Serie B. Fu invece il Catania a vincere quella sfida, fu un 0-0 finale. Gli allenatori furono Graziani e Pellegrino, e allora fu la promozione dalla Serie C1 alla Serie B, e noi c'eravamo e Telecolor c'era. 28 maggio del 2006, Catania Albino Leffe, e fu una delle partite più incredibili perché sancì il ritorno del Catania in Serie A, promosso dalla B alla A, e gol svinesi di Del Core, l'allenatore Pasquale Marino. E adesso che è trascorso 1 minuto e mezzo dall'inizio dell'extra time di questa partita, e adesso arriva
dopo tanto tempo, dopo 17 anni dall'ultima promozione del Catania, ne arriva un'altra che ci riporta nuovamente 3 professionisti, che riporta nuovamente questa città sul gradino forse più basso dei professionisti, ma è un gradino a molla. Noi lo immaginiamo, lo speriamo, perché il progetto di questa società, il progetto di questo gruppo, il progetto di questo presidente Ros Pelligra, che noi salutiamo perché so come lui sta vivendo la partita qui adesso in Australia, insieme alla sua famiglia, insieme ai suoi parenti, insieme ai suoi amici, insieme al gruppo di tifosi del Catania che hanno realizzato proprio un club lì in Australia, e in questo ponte incredibile che ci lega da una parte all'altra del mondo vogliamo dedicare ovviamente questa vittoria e questa promozione anche alla presidente, anche e soprattutto al presidente che è stato qui fino alla settimana scorsa e che tornerà la prossima settimana nel momento dei festeggiamenti all'interno dello stadio Angelo Massimino. Non la prossima, perché interromperemo, ovviamente il campionato si prende una pausa, ma torneremo per quella che potrebbe essere la festa allo stadio Angelo Massimino. Ma intanto la carovana dei tifosi del Catania è arrivata fino a qui, fino a Canicattì, per vivere questa partita, per vivere questa emozione, per vivere questa gara che si sta concludendo con il risultato di Canicattì 1 e Catania 4, e con il ritorno matematico del Catania nuovamente tra i protezionisti. Mancano praticamente 30 secondi a che l'arbitro di questa partita fischi definitivamente la fine del match, il signor Enrico Ermitaggio di Ancona, e il fischetto che con il suo triplice fischio manderà il Catania nuovamente tra i professionisti, ed è una data importante ed è un momento importante adesso che lui sta andando praticamente a consultare il cronometro e tutto quanto lo stadio è in piedi, tutti quanti con queste maglie nere, con Marco Carli pronto a raccogliere le emozioni, pronto a raccogliere il momento in cui l'arbitro fischia la fine di questa partita. Siamo ritornati tra i professionisti, siamo riportati nel posto che abbiamo smarrito